Da Cavarzano, lungo il ponte a loro dedicato, e poi giù lungo Viale Fantuzzi, Via Segato, Piazzale Cesare Battisti, Via Loreto, infine l'ingresso spettacolare sull'Iston. Gli alpini del nord-est si sono così riappropriati della loro città simbolo e Belluno non li ha affatto delusi. I numeri sono quelli di un grande evento, 200 i pullman, code in autostrada, l'Ambioi tutto esaurito dall'alba. Il bilancio è andato oltre le aspettative. In questi 3 giorni del raduno Triveneto abbiamo avuto veramente numeri da grandi eventi. Abbiamo avuto l'arrivo in città in un numero veramente importante di pullman, tra i 150 e i 200, e le valutazioni fatte sono che non hanno sfilato non meno di 20.000 alpini. Credo che questa sia stata una grande risposta di una città alpina, e ringrazio tutti gli organizzatori e soprattutto i tanti volontari che hanno reso possibile questo evento. Non poteva esserci città più adatta di Belluno, il commento del presidente Luca Zaia, che ricorda come quest'anno ricorrano i 60 anni dal Vajont, tragedia che vide in prima linea nei soccorsi proprio le penne nere, e ai soccorritori, compresi ovviamente gli alpini, ha annunciato il presidente della provincia Roberto Padrin. Longarone, città di cui è sindaco, dedicherà un viale. Ieri come oggi l'orgoglio e l'impegno dal Vajont a Vaia e all'alluvione in Emilia-Romagna, uno spirito che si vuole preservare con la proposta di sempre, quella di una mininaia o comunque di un periodo di servizio civile. Chi vorrà potrà fare la scelta anche di farlo inquadrato in termini militari, chi vorrà potrà anche farlo inquadrato, e c'è già un'esperienza in termini civili, però quello che è fondamentale è che diventi obbligatorio, cioè che tutti i ragazzi in un certo periodo del loro tempo, non tantissimo, ma lo possano dedicare agli altri. C'è chi dice che a Belluno non si vedevano così tante penne nere dal 1997, quando si salutò lo scioglimento della Brigata Cadore, segno di un corpo ancora vivo.